Inquinamento atmosferico, cambiamo argomento. Sotto accusa ci sono 5 anni di mancati interventi. A breve comincerà il processo all'ex assessore regionale all'ambiente Conta con i radicali che presentano la class action che vede in prima fila comuni e province. Vediamo. Noi radicali abbiamo promosso l'azione popolare. Si tratta di una facoltà che è riconosciuta ai cittadini dall'ordinamento e che consente di esercitare quelle azioni, quei ricorsi legali che comuni e province potrebbero fare ma in realtà non hanno fatto. Processo per smog in tribunale a Venezia contro un amministratore regionale. È la prima volta che succede nel Veneto. Un'azione popolare attivata da 5 cittadini aderenti a un'associazione Veneto Radicale per mandare a giudizio l'ex assessore regionale all'ambiente Giancarlo Conta, indagato per non aver impedito il superamento dei limiti annuali di legge delle polveri sottili, le PM10, fra il 2005 e il 2010. Quando ci sono dei dati che costantemente vanno sopra, al di sopra dei livelli stabiliti, che sono nocivi per la salute, si tratta innanzitutto di intervenire in maniera progressiva e con quelli che sono i metodi previsti dalla legge e soprattutto avvertire la cittadinanza in modo che si possa aprire un dibattito d'opinione pubblica per risolvere il problema. Inquinamento atmosferico che rimane pesante per la pianura veneta anche in questo primo periodo del 2010, con valori molto al di sopra del consentito. Le domeniche senza auto non modificano sensibilmente la situazione. Il problema è che come tutte le altre città siamo dentro una cappa enorme e quindi noi da settimane chiediamo che la Regione convochi un tavolo operativo per prendere iniziative su un'area vasta, altrimenti tutto ciò che i comuni possono localmente fare è del tutto inutile. Ci si lava la coscienza ma l'aria resta sporca.